Assessore Caner, quali dati vengono riportati oggi qui alla prima edizione di Fiera Agricola Tech? I dati sostanzialmente sono positivi, noi passiamo da circa 6 miliardi a 7 miliardi e 7 di valore nel 2022, anche se bisogna essere onesti e dire che gran parte di questo aumento di valore della produzione non è legata alle quantità, ma soprattutto al tema legato all'aumento dei costi energetici. La guerra in Ucraina ha aumentato i costi, di conseguenza anche l'inflazione è aumentata e quindi il valore della produzione di per sé è aumentato. Ci sono dei settori che comunque hanno garantito ottime performance anche in termini quantitativi oltre che qualitativi, penso al settore vitivinicolo, altri in difficoltà, penso al settore lettiero caseario, zootecnico in particolare, sia legato al latte che alla carne. Quindi è ovvio che nel momento in cui andiamo a analizzare i dati dobbiamo tener conto che il valore della produzione non sempre può essere paragonato al valore quantitativo e qualitativo delle merci, perché ripeto l'effetto inflazione e aumento dei costi ha generato questo aumento complessivo del valore. Oltre all'agricoltura, tra le sue deleghe il turismo, agriturismo, esiste, si può sviluppare, che potenzialità ci sono? Sì, assolutamente sì, noi contiamo molto, spingiamo molto nell'integrazione tra turismo e agricoltura. L'agriturismo è solo un tassello di questa connessione, perché poi abbiamo una legge specifica anche sul turismo rurale molto importante, e il tema è l'incentivazione dei nostri prodotti agricoli, in particolare quelli a denominazione, quindi DOP, IGP, DOC e DOCG, che tra l'altro sono fondamentali anche per l'aspetto turistico, perché ormai i dati parlano chiaro, almeno un 25% dei turisti internazionali che vengono nella nostra regione lo fanno con una motivazione legata anche all'aspetto enogastronomico, quindi al bere bene e al mangiare bene. È un effetto attrattivo molto importante sul quale dobbiamo lavorare, e poi io dico sempre che il turista è il miglior ambasciatore del nostro territorio, quindi se viene in Veneto e oltre a visitare dei luoghi splendidi mangia e beve bene, poi insomma, è propenso quando torna nel proprio paese a fare anche una pubblicità positiva dei nostri prodotti agricoli. In ultima, una prima edizione destinata a diventare un appuntamento organico per Fiera Agricola. Che impressione le ha fatto? L'impressione è molto positiva, credo che sia fondamentale avere questi momenti di incontro tra professionisti e non solo, anche perché la parola d'ordine in questo settore come in tutti i settori è l'innovazione. La ricerca, l'innovazione tecnologica, non dobbiamo mai smettere di far questo, e all'interno della fiera abbiamo la possibilità anche di incontrarci, di mettere a sistema anche buone pratiche, idee nuove, innovative. Non è solo un momento per diffondere dati, ma soprattutto per capire qual è il futuro della nostra agricoltura e come fare per poter continuare a essere competitivi laddove si vivono degli anni difficili legati anche al tema del cambiamento climatico. Infatti molte delle relazioni, degli interventi che ci sono a questa fiera sono legati proprio anche al processo, diciamo, che si modifica nei prossimi anni legati al cambiamento climatico.